Buonasera e benvenuti amici di Fanner qui alla Stella Azzurra per la settima giornata della Serie A della Lega Calcio A8, dove si affronteranno Football 8 Roma Nord e Alitalia Calcio. Andiamo nel frattempo che le due squadre seguono il saluto di rito a leggere le due liste. Il Football 8 viene al campo con una rosa molto numerosa, con il numero 4 Albanesi, il 5 Borrelli, il 6 Brunetti, il 12 Caterini, l'8 Eusepi, il 18 Merli, il 9 Moretti, il 15 Natalucci, l'1 Ortame, il 3 Pompei, il 7 Ricci, il 10 Rossi, l'11 Tortosa e il 13 Trevisani, mentre l'Alitalia viene qui alla Stella Azzurra con il portiere il numero 1 Calcaro, il numero 28 Carloni, il 20 Ciocchetti, il 32 De Francesco, il 17 De Michele, il 18 Del Genio, il 31 Mainella, il 19 Masciangelo, con il 27 Pier Giovanni Claudio, il numero 22 Severini. Tutto pronto per l'inizio del match, sarà l'Alitalia a dar il via alla partita. Severini che sembra abbia tutta l'intenzione di calciare direttamente verso la porta difesa da Ortame, che ha messo anche 3 uomini in barriera. Tutto pronto per il fischio dell'arbitro. Da subito Severini, ribattuto, può ripartire la difesa dell'Alitalia. Stesso palla in avanti, il rischio pressing di Moretti, poi in tranquillità la difesa dell'Alitalia può ripartire sulla destra andando a servire il numero 17 De Michele, poi cerca uno scambio, la chiusura rimessa laterale guadagnata dall'Alitalia e qui si occuperà la battuta il numero 31 Mainella, calza la destra e va a giocare sulla destra, palla ancora verso Mainella che crossa al centro, però non c'è nessuno, solo maglie viola, e poi palla che dopo un colpo di testa del centrocampo dell'Alitalia torna nelle mani di Ortame che fa ripartire Ricci sulla destra, torna indietro sul suo compagno, va in avanti a cercare il numero 4 Albanesi, non riesce nel controllo, per un momento riesce a recuperare la De Michele, poi la fa sua senza alcuna difficoltà De Francesco che prova a far partire l'Alitalia sulla sinistra, chiusura in rimessa laterale per i ragazzi di Massimiliano Bernardo, vanno a giocare con le mani, ora in avanti a cercare la punta che cerca un appoggio in direzione di De Michele con la recuperata per un momento, poi De Michele scaglia il sinistro e palla che si spenge alta. Ortame fa ripartire Albanese con un servizio perfetto, poi Albanese con non poche difficoltà va a giocare indietro sul numero 13 Trevisani. E ora Eusepi, lancio lunghissimo in direzione di Moretti, dove però non può arrivarci, c'è la difesa dell'Alitalia a recuperare il pallone, a recuperare anche con una rimessa laterale che è battuta in avanti in direzione di De Michele. Ora Severini prova la giocata, Natalucci di testa gli dice di no. Ottimo impatto quello di Severini, come al solito verrebbe da dire. Nel frattempo il Football 8 commesso fallo però Moretti nella ripartenza, dicevamo Severini. Ottimo, un grandissimo impatto per il numero 22 dell'Alitalia che al rientro dopo una lunga assenza nelle prime giornate di campionato subito si grada una tripletta, portando subito mettendo la parola io voglio vincere la classifica capocannonieri come l'anno scorso. E ora ancora l'Alitalia con De Francesco che va in avanti a cercare proprio Severini che si accentra con il destro, chiuso con un fallo, punizione per l'Alitalia, fallo subito da Severini che si incaricherà anche della battuta di questo calcio di punizione. Sarà Severini ad andare con il destro, 3 gli uomini in barriera per Ortame, parte Severini direttamente sulla barriera, poi palla che torna indietro su De Francesco, prova a lanciare lungo il pressing di Natalucci che non riesce, però concede rimessa al laterale per l'Alitalia che in questi primi minuti è molto più propositiva del Football 8. Ora De Francesco va a giocare sulla sinistra in direzione del numero 22 Severini, ancora De Francesco cercava ancora Severini, c'è stato l'ottimo rientro difensivo di Moretti
palla poi recuperata dal Footballetto che lancia a lungo, però non c'è nessuno se non il difensore del Footballetto che lascia su Severini, Severini ora alza la testa, cerca un tiro, Ortami si distende, facile l'appoggio sul suo compagno Natalucci che va a giocare su capitano Eusepi che lancia lunghissimo in direzione di Moretti che rientra da dietro la linea del difensore, recupera la palla Ricci, il tiro di Ricci, la palla è ribattuta, poi non ha difficoltà Calcaro a farla sua. Buona occasione quella creata dal Footballate, ora rischia nella ripartenza ma non ha difficoltà Brunetti a servire Ortame, può rilanciare lunghissimo, non ci può arrivare Moretti, ci arriva Calcaro, è un passaggio direttamente all'altro portiere che va a giocare su De Francesco, ancora Mainella che gioca su De Francesco, il lancio lunghissimo in direzione della punta, il tocco in area di rigore di Del Genio, palla che però termina fuori di non molto, buona l'occasione creata dall'Italia in contropiede, va a rigiocare con Trevisani il Footballate, palla sulla sinistra e va a giocare su Eusepi che lancia a lungo a cercare Moretti, ma c'è la chiusura di De Francesco che può servire il numero 27 Pier Giovanni, recuperata per un momento la sfera, poi ancora Pier Giovanni ci mette il piede e Moretti definitivamente la fa sua per il Footballate, va a giocare un passaggio che era una via di mezzo e la recupera Severini che torna indietro sul suo compagno che alza la testa, vorrebbe servire Severini, non ha spazio per servirle, è obbligato a tornare indietro su De Francesco che lancia lunghissimo dove però non c'è nessuno se non le mani di Ortame, impresa alta la fa sua e va a giocare su Trevisani, poi Eusepi, alza la testa Eusepi, vede il movimento, lancia a lungo su Moretti che non ci arriva di testa, anzi no era Ricci, non ci arriva di testa, palla che era rimessa in gioco da Calcaro che lancia lunghissimo sul numero 18 Del Genio che lancia sulla sinistra il 27 Pier Giovanni, la palla è stata deviata in rimessa laterale da posizione molto interessante, giocata su De Michele è chiuso da Natalucci e recuperata la sfera, poi Eusepi non riesce a servire il suo compagno, è De Francesco che la fa sua nuovamente, ancora il De Michele, Del Genio sulla sinistra, alza la testa Del Genio, prova a entrare in area di rigore, chiuso da Natalucci, fa buona guardia lì dietro e va a giocare su Trevisani, ancora Trevisani in avanti verso Eusepi, pressato e recupera la sfera dall'Italia, poi c'è un fallo anche di Eusepi su De Francesco, punizione per gli ospiti. Battuta velocemente, così si può dire, su Severini che prova a cambiare il gioco, trova solo un suo compagno, è Moretti che può partire in contropiede, Moretti si porta la palla sul destro, viene messo giù fallosamente, punizione per il Footballate da posizione molto interessante. Chiede 3 uomini in barriera Calcaro. Quindi sono 3 gli uomini in barriera, sono 4 invece, si allontana intanto Natalucci, rimangono solo 3, sarà Moretti ad andare con il destro, Moretti fa 1-0 per il Footballate, la prima vera occasione da gol per i padroni di casa, sblocca il risultato su una punizione calciata sotto gli incroci, nulla da fare per Calcaro, 1-0. Però l'Italia, che è quella squadra che finora ha creato di più, si trova sotto nel risultato e Moretti riesce a recuperare ancora la sfera, a giocarla su Eusepi che prova il lancio su Ricci, non ci arriva di pochissimo, palla che sfila in rimessa laterale, ma una ottima azione offensiva da parte del Footballate che riparte con un lancio lungo per colpo di petto di Trevisani che serve
ancora una volta un suo compagno, lancio lungo su Moretti, il portiere Calcaro l'ha presa fuori area con le mani, punizione, seconda punizione nel giro di 1 minuto e mezzo, anche giallo che arriva per il portiere Calcaro quando siamo giunti circa al 9° minuto di questo primo tempo. Punizione dal limite dell'area sul versante corto. Ci sono Ricci e Eusebi sul pallone. Dovrebbe essere una ottima occasione, magari con un cross o un tiro direttamente in porta. 2 uomini in barriera oltre Calcaro, sarà Eusebi a toccarla per Ricci. Capito, sistema la distanza, tocca Eusebi a Ricci, parte Ricci, Calcaro ci mette il corpo per dire di no e la mette in rimessa laterale. Poi Eusebi prova subito un cross in direzione di Moretti, Calcaro ci mette i pugni, palla che rimane ancora lì, pericoloso questo disimpegno da parte dell'Italia, ma poi Severini riesce a metterla giù, resiste al tackle del numero 4 albanesi. Poi c'è il lancio lunghissimo di Calcaro, colpo di testa di Natalucci, non può nulla sul secondo, è recuperata la sfera dal numero 18 del Genio che prova a girare, a liberare il sinistro, palla che però termina alta. Football-8 che dopo la sfuriata iniziale subita dall'Italia comunque non si è riuscita ad essere veramente pericolosa, ha portato in vantaggio, non anche vicino a fare un 2-0 l'albanese che va a giocarla su Moretti. Moretti prova a tirare, c'è stata una ribattuta, anzi no, ha colpito male il pallone perché l'arbitro indica la rimessa dal fondo di cui si incaricherà la battuta Calcaro, giocandola su De Francesco che sbaglia, recupera Eusebi che prova subito il destro, palla che però termina fuori. Calcaro sul numero 31 Mainella, è recuperata la sfera da Moretti e ancora Moretti con un recupero magistrale del pallone fa 2-0. Ora Severini che prova il destro dalla palla centrata, conclusione però fuori misura che termina sul fondo. Ora Ortame, lancio lungo a cercare proprio Moretti che riesce a metterla giù magistralmente di petto, prova a girarsi, non ci riesce, poi la sfera che rimane lì e ancora Moretti che prova a entrare in rigore, è chiuso da De Francesco, soffiato il pallone al compagno albanesi e ora riparte l'Italia, troppo confusionaria, la recupera il Football-8 con albanesi, poi Eusebi che torna indietro in tranquillità sul portiere Ortame che è pressato da Severini, ancora Natalucci, c'è il pressing da parte dei ragazzi di Bernardo, pressing che però non riesce a portare a una riconquista del pallone. Ora Ricci che prova a partire sulla sinistra, è chiuso con un fallo, punizione per il Football-8. Si incarica la battuta Trevisani che va a giocare sul numero 8 Eusebi, che allarga a lungo l'out di destra, ancora Eusebi, Natalucci, Eusebi, la palla lunga a cercare Moretti, c'è l'interdizione di testa di De Francesco che prova a far ripartire l'Italia giocandola sul numero 17 De Michele. Ora Severini si porta dietro 3 giocatori, serve a De Michele che cerca un cross, non c'è nessuno se non Eusebi, la recupera poi Albanesi che va a giocare su Moretti, ci mette il piede nel contrasto, commette anche fallo, anzi no, subisce fallo, punizione battuta velocemente per il Football-8 che va a giocare su Ricci che però è solo, è obbligato a rientrare perché aveva 4 uomini, va a giocare indietro su Trevisani che prova a liberare il sinistro, palla che è stata deviata in calcio d'angolo, punizione battuta a sorpresa velocemente dal Football-8. Il cross in mezzo di Ricci, però ci sono solo maglie bianche, la recupera, il palo clamoroso e la palla sfera che rimane lì e poi Moretti fa 3-0, fa tripletta,
sfruttando il rimpallo dopo il palo colpito da Brunetti. È rapace, pronto e fa 3-0. E quindi 3-0 per il Footballate nel giro di 14 minuti circa. Questo inizio del primo tempo, partenza scioccante per l'Alitalia, che ora prova subito a cercare la via del gol, ma rischia anche di scoprirsi troppo al gioco del Footballate, che caparbiamente ha aspettato. Poi con i recuperi di sfera di Moretti ben due volte si è portata sul 3-0. Ora Eusebio va a giocare sulla destra verso Natalucci, la palla ancora sulla sinistra, ora Ricci va con il mancino Ricci, palla che però termina alta, ma Footballate che sta premendo per il 4-0. Calcaro su De Francesco, De Francesco lancia lunghissimo in direzione di De Michele che non può arrivarci, c'era Del Genio. Ora la palla che torna in avanti su Moretti che gioca su Eusebi, ancora Natalucci e Eusebi, Eusebi in avanti, però non c'è nessuno. Palla ora sulla sinistra, ancora il palleggio da parte di De Francesco che prova a ripartire, riesce a trovare spazio per partire, salta un uomo De Francesco, poi si allunga troppo la sfera, esce molto bene Borrelli e può far ripartire Trevisani che prova a caricare il mancino, ci pensa per un momento, perde l'attimo, poi riesce a servire un suo compagno che cerca un cross verso il solito Moretti, palla troppo alta, non ci può arrivare questa volta. Sarà ora Calcaro a rigiocare con le mani sul suo compagno, va in avanti sulla destra verso De Michele che entra in area di rigore, chiuso, sfera che rimane lì, in direzione di Ciocchetti che l'appoggia a Severini, non la può, poi la conclusione è cercata da centrocampo. Viene rigiocata sulla sinistra su Ciocchetti, conclusione di De Michele, colpisce male, palla che termina alta. Time out, che è pronto a riprendere il match dopo l'interruzione dovuta al time out chiamato tra l'altro dal Footballate. E ora subito figlio del time out parte in contropiede, Eusebio va già in scivolata, colpisce Calcaro, ma alla peggio il, anzi no, non era Eusebio, è il numero 4 Albanesi, è rimasto per terra, ad essere rimasto per terra. Fa capire che comunque può rialzarsi, è stata solo una botta, uno scontro molto fortuito con il portiere Calcaro. La De Francesco riprende la sfera, calcio di punizione giustamente per l'Alitalia, battuta da Calcaro sullo stesso De Francesco. Pensava una palla contesa, De Francesco che lancia lunghissimo, però non ci può arrivare il suo compagno, quindi sarà Ortame a rimettere in gioco una rimessa dal fondo, battuta su Trevisani. Ora Ricci sulla sinistra, Ricci prova a partire in velocità, va a giocare su Moretti, ancora Natalucci e Eusebi, Eusebi libera il mancino, Eusebi, palla che colpisce il montante dietro la porta. Sulla sinistra l'Alitalia, la recupera Eusebi che però la scalcia via dove non c'è nessuno, però può salire comunque il Footballate a pressare la rimessa laterale di De Francesco che però supera il pressing e fa ripartire Severini sulla destra. Severini palla al piede, prova a saltare Eusebi, non ci riesce, c'è Ciocchetti, poi De Francesco che gioca ancora una volta su Severini che prova a partire, chiuso ma non fallosamente, recuperata la sfera dal Footballate che può distendersi sulla sinistra, prova in area di rigore, il tocco da parte di Merli verso Moretti leggermente corto, fra Ciocchetti può far ripartire l'Alitalia giocandola su Severini, ancora Ciocchetti, ancora in avanti verso il numero 19 Masciangelo che commette fallo nel tentativo di recuperare la sfera.
sarà quindi punizione per il Footballate nei piedi di Eusepi, che va giocata su Trevisani. Ancora Eusepi sbaglia il controllo, venendo ingannato dal rimbalzo non proprio favorevole del campo bagnato. Ora la palla in mezzo, il tentativo di velo per servire Severini che non riesce. Può partire Moretti alla ricerca del poker, gioca indietro su Eusepi. Ora Eusepi, Ricci va con il destro, la palla che è stata deviata dallo stesso numero 9 del Footballate, e palla che quindi termina in rimessa con le rimessa dal fondo per il portiere Calcaro, che gioca a lunghissimo. Toccata Severini, però non riesce a controllarla. Rimessa per Trevisani che va a giocare su Moretti. Ciocchetti rientra, ma Moretti ci mette il fisico, riesce a controllare il pallone, gioca indietro su Trevisani che torna su Ortame. Palla lunghissima in direzione di Merli, che la mette giù di petto, alza la testa a Merli e torna indietro su Eusepi, che cambia tutto gioco verso Ricci, che non riesce però a tenerla in campo completamente, però la recupera comunque aiutandosi con un braccio visto dall'arbitro. Punizione. De Francesco, palla lunghissima, cercare Masciangelo, riesce a controllarla, a giocare indietro su Severini, mette giù il pallone, la alza la testa e va a giocare ancora su Masciangelo. Un uomo dietro, gioca sul 20 Ciocchetti, tentativo ribattuto da Moretti che prova a far ripartire Merli, poi ancora Moretti in pressione, in copertura, la mette in rimessa laterale. Ciocchetti, palla verso il numero 18 del Genio, è recuperato ancora una volta dalla difesa del Footballate. Poi Ciocchetti che recupera a sua volta il pallone quando siamo ormai quasi agli sgoccioli di questo primo tempo. Tocco verso il numero 27 Pier Giovanni, ora Ciocchetti, palla ribattuta da Trevisani, ora con la palla sul mancino a cercare la conclusione che viene deviata a sua volta. Calcio d'angolo per il Footballate. Si batteva dal lato destro del campo. Sul pallone ci va Merli, due uomini in area di rigore, ci sono Brunetti e Moretti. Il cross però è ribattuto da De Francesco, che la mette in rimessa laterale all'altezza delle panchine per Eusepi. Giocare su Merli, ancora Merli, su Moretti che prova a girarsi, non ci riesce. Caccaro la fa sua e prova a far ripartire Del Genio, che parte in velocità, va a giocare su Severini, ancora Severini verso Del Genio, alza la testa Del Genio, vede un uomo sulla destra, il cross al centro, il colpo di testa da parte di Masciangelo che però è fuori misura e termina fuori. Battuta lunghissima verso Moretti, ci arriva di testa ma non può comunque fermarlo. Era Ciocchetti, calcolo, intanto l'aveva servito. Severini ancora indietro su De Francesco, prova a partire De Francesco, cerca spazio De Francesco per liberare il destro, lo libera ma è fuori il tiro. Ortame vede Moretti che è completamente solo, è rientrata però la difesa, Moretti va a spizzarla di testa, non l'aveva seguito Ricci, poi sarebbe stato molto difficile intercettare quel pallone. Ora Ciocchetti su De Francesco, prova a partire lanciando sulla sinistra un suo compagno che alza la testa e crossa in direzione di Severini all'altezza della tre quarti avversaria. Ancora Severini che prova a girarsi, non ha spazio, è chiuso però con un fallo accentuato comunque dal suo urlo, fallo che comunque c'era. Ortame cerca di chiamare la barriera, dovranno essere quantomeno due gli uomini vicini sul punto di battuta, ci sono sia Severini che il numero 18 del Genio, che però si allontana lasciando solo Severini e i due uomini in barriera di Ortame. Va Severini con il destro ribattuto dalla barriera, palla che torna fuori
su De Francesco che ha spazio per cercare il destro, lo trova un calcio perfetto che finisce a raso del palo toccandolo ed entra in rete per il 3-1. Quindi 3-1 per l'Alitalia. Eusebi sulla destra verso Natalucci, ora Ricci prova a partire, si è invertito di fascia con Merli, la palla al centro in direzione di Moretti, preferisce farla scorrere lungo il calcio d'angolo. Ricci al centro a cercare Moretti, ma c'è De Francesco di testa, poi la palla di Eusebi verso Ricci che però termina fuori in rimessa laterale. Rimessa laterale di cui si incaricherà la battuta del 17 De Michele, che va in avanti. Ancora la ripartenza, il no look verso la sinistra, verso Del Genio, anzi no, verso Masciangelo che scivola a terra, palla che sfila in rimessa laterale quando arriva anche il duplice fischio dell'arbitro per la fine del primo. È pronto a riprendere questo secondo tempo con il risultato di 3-1 per il Footballate. A giocare sarà proprio il Footballate nei piedi di Moretti, va subito su Natalucci, ancora su Brunetti, va su Trevisani in avanti a cercare Moretti, riesce a giocare su Ricci che però è messo giù. Nel frattempo c'è stato il fischio, il fallo di De Francesco, non prende neanche la sanzione disciplinare, anzi no, era fallo su De Francesco di Moretti. Poi Severini sbaglia il controllo regalando una rimessa laterale. Severini molto in ombra in questa partita, la palla in avanti, cercare Merli che però ha commesso fallo. Ora De Francesco in avanti con il destro a cercare l'attaccante che prova a girarsi, Masciangelo, palla che però è stata deviata in calcio d'angolo, angolo per l'Alitalia. Sta provando a rientrare nel match, Severini crossa basso, Ortame ci mette il piede e va a giocare su Moretti che cambia gioco verso Merli che prova a rientrare, alza la testa per cercare un cross, lo mette al centro basso, ci mette i piedi Calcaro in rimessa laterale. Rimessa laterale di cui si incaricherà la battuta il numero 15 Natalucci. Natalucci verso Eusebi che prova a girarsi, conclusione che però termina alta dopo una deviazione. Sarà ancora angolo per il Footballate, secondo angolo, uno a squadra in questi primi 2 minuti del secondo tempo. Sarà Ricci a batterlo, chiede la sfera a Natalucci, viene servito un po' fuori misura, poi il pallone schizza via con il rimbalzo e può ripartire l'Alitalia in contropiede andando a giocare su Masciangelo che se la allunga però troppo, palla che termina in rimessa dal fondo. È Ortame a giocare su Trevisani, Eusebi in avanti, palla contrastata da Ciocchetti che termina in rimessa laterale di cui si incaricherà la battuta del numero 7 Ricci che torna indietro su Brunetti che calcia lunghissimo in direzione di Moretti, però c'è De Francesco che può appoggiarla di testa su Ciocchetti, poi il pressing di Moretti non riesce a recuperare la sfera, può partire Ciocchetti giocandola sulla destra, il cross al centro, l'ultima deviazione è stata del numero 17 De Michele, quindi è rimessa dal fondo per Ortame che può giocare subito su Trevisani che lancia lunghissimo sul taglio di Merli. C'è l'ottima diagonale, però la palla che rimane su Moretti che prova a giocarla. C'era la pressione comunque di De Francesco, non era semplice. De Francesco ora prova a partire a testa bassa. L'ultimo tocco è di un giocatore dell'Alitalia. È rimessa laterale per il Footballate di cui si incaricherà la battuta Natalucci. Va a giocare su Merli, Ciocchetti ci mette la testa. Poi il tocco ancora indietro sul numero 20 che viene messo giù fallosamente da Merli. Punizione per l'Alitalia.
A battere sarà probabilmente Severini, anche se ci sono anche De Francesco e Del Genio, ma è lui che sembra avere la rincorsa per calciare direttamente verso lo specchio della porta difesa da Ortame, che ha messo nel frattempo 4 uomini in barriera. Si defila, parte Severini con il destro, la traversa di Severini, poi la sfera che rimane su De Francesco che cerca una conclusione che è deviata in calcio d'angolo, angolo battuto corto. Ancora la sfera fuori su Ciocchetti che prova a liberare il destro, Ortame facile, centrale la fa sua e prova a rigiocare sulla sinistra verso Ricci, prova a saltare De Francesco commette fallo, punizione per il Football 8 che traversa, colpita da Severini sul calcio di punizione che avrebbe potuto permettere all'Italia di rientrare nel match. Ora punizione dall'altro lato per il Football 8, misura la distanza il direttore di gara, 2 uomini in barriera per Calcaro e sarà Ricci ad andare con il pallone. Va Ricci con il destro, il cross che è un mezzo tiro, palla che però si spenge sul fondo e ora Calcaro che gioca su Ciocchetti, ancora Calcaro con pochi difficoltà, infatti il suo passaggio arriva direttamente nei piedi di Ortame che rischia con un dribbling e poi sbaglia il passaggio, palla che termina in rimessa laterale per l'Italia con Masciangelo che prova una conclusione che termina fuori. Football 8 in leggera difficoltà in questi primi 5 minuti del secondo tempo. Ora la palla è lunga, ci mette il piede il 17 De Michele, riesce poi a superare il pressing ma non può superare il muro creato da Eusebi, però la sua interdizione manda la sfera in rimessa laterale. Poi c'è ancora il recupero di sfera da parte di Brunetti. Eusebi, ancora Brunetti in avanti su Moretti, recuperato da Ciocchetti che va a giocare su De Michele, che alza la testa, gioca verso Severini che cerca la conclusione, sfera che rimane lì, poi Ortame va giù per recuperarla, la fa sua Trevisani. Ricci in avanti sul taglio del numero 18, ci mette il piede Calcaro, palla che termina, anzi no, riesce a recuperarla, a mantenerla in campo Del Genio che può ripartire giocando con Masciangelo, poi Del Genio non riesce a finalizzare il servizio, e riguarda da Ortame che gioca su Trevisani che va in avanti verso Eusebi che ha spazio, però c'è l'ottima chiusura da parte di De Francesco, sarà ancora rimessa laterale per Ricci, la sponda di un difensore dell'Italia, poi l'ultimo a toccare è Moretti, la palla sfila in rimessa dal fondo, conclusa da Calcaro. Prova l'Italia andare in avanti lungo la destra, ancora in avanti su Ciocchetti, non riesce però nel controllo, viene però controllata dai difensori del Football 8, palla che termina fuori e ancora una volta Trevisani e ancora Eusebi in avanti, dove però non c'è nessuno, anche perché la palla è stata deviata in rimessa laterale, il passaggio che era indirizzato verso Moretti lo fa retrocedere il punto di battuta di questa rimessa laterale. È stato un pallone in campo, con le mani sarà Trevisani ad andare su Ricci, spazio che riesce a girarsi appoggiando a Moretti, va a giocare su Eusebi, ancora Natalucci, Eusebi alza la testa e gioca su Trevisani che ha spazio per liberare il mancino, è ribattuto da un difensore dell'Italia, ha spazio Severini per partire, ottimo Brunetti, poi ancora l'Italia su Natalucci che di testa fa ripartire Merli lungo l'out di destra, si accentra portando la sfera sul suo piede che è il mancino, ancora Merli, a spazio libera il sinistro, palla che termina alta, ottimo contropiede però del Football 8. Era l'Italia che però riparte subito con un lancio lungo e Eusebi la fa sua senza alcuna difficoltà. Va a giocare su Ricci, in avanti, chiuso da Ciocchetti. Ancora Severini.
e poi recupero di sfera di Carloni, che va in avanti a cercare il numero 19 Masciangelo, che prova a girarsi, a servire Severini. Salta un uomo sulla destra, la palla verso Masciangelo, il cross al centro dove però non c'è nessuno, palla fuori che viene controllata da Ricci per un momento, poi Ciocchetti va a giocare in avanti, sfera che rimane su De Michele, porta la sfera sul sinistro a servire Ciocchetti, che non riesce a controllarla, è recuperata da Ricci, che ha visto la ripartenza di Natalucci. Tentativo di Natalucci, facile per Calcaro farla sua. E ora l'Italia che prova subito a ridistendersi in velocità con Del Genio, che va a giocare su Masciangelo. Masciangelo riapre il match facendo 3-2, va a recuperare subito il pallone in modo tale di poter permettere una ripresa veloce del gioco alla ricerca del pareggio l'Italia. Ora Moretti che va a giocare, aveva un momento pensato al tiro. Eusebi, ora il Footballate che era avanti per 3-0 si ritrova con l'Italia alle costole. Palla in avanti, Masciangelo va a giocare sulla sinistra, sul numero 18 Del Genio che alza la testa, crossa, c'è la deviazione di Natalucci in calcio d'angolo, di cui si incaricherà lo stesso Del Genio. Mette al centro Del Genio a cercare lo stacco che non arriva di nessuno e Moretti può recuperare il pallone e partire in contropiede. De Francesco va in copertura, ora Moretti che prova la pressione, De Francesco però la controlla e la fa sfilare fuori. E ancora ora De Francesco servito al suo portiere Calcaro che lancia lunghissimo a cercare Masciangelo, che prova a girarsi, trova Ciocchetti sul centrocampo che alza la testa, vede Severini. Severini è al limite dell'area, all'altezza del vertice di rigore, è costretto a indietreggiare, poi Severini con un movimento libera il suo destro e trova il pareggio. Luca Severini, 3-3. Cavo detto. Però Footballate si trova in situazione di parità sul campo di casa, 1-2 micidiale dell'Alitalia, un gran destro di Severini che ha permesso di ritrovare il pareggio. La palla in avanti, c'è la pressione di Ricci, fallo però commesso da Ricci. Al momento nulla stanno bastando i 3 gol segnati da Moretti per il Footballate, che si è trovata in estrema difficoltà dopo aver subito il gol del 3-2. La palla indietro su Brunetti, che prova a riorganizzare le idee per cercare il gol del vantaggio. Merli si porta però la palla fuori in rimessa laterale. Battuta in avanti, Natalucci ci mette la testa, Merli la recupera, fa giocare su Eusebi, Moretti di testa su Ricci, ancora Ricci prova a girarsi, è messo giù con un fallo, punizione per il Footballate. Sia Eusebi sia Moretti, rimane solo Eusebi che però si sta sistemando il pallone, sembra intenzionato a calciare lui con il destro. Il indica che fischierà lui il calcio di punizione, c'è anche Moretti e Trevisani. Certo, da lì è più possibile un calcio di un destro, infatti Moretti si allontana e rimane solo Eusebi, anche se Moretti è a destra, probabilmente sarà Eusebi ad andare. 3 gli uomini in barriera per Calcaro, va Eusebi con il destro, Calcaro gli dice di no, poi la sfera che rimane in area di rigore, c'è anche un fallo. De Francesco battuta velocemente questo calcio di punizione, dove però non c'è nessuno se non un giocatore del Footballate. Natalucci riesce per un momento a recuperare la sfera, ma poi Masciangelo gliela soffia e va a giocare su Del Genio che va con un tiro, va giù con i piedi meravigliosamente Ortame a salvare il risultato. Masciangelo il tiro, però colpisce l'esterno della rete, ma che parata di Ortame. Time out chiamato dal sarà Ortame a rimettere in gioco il pallone dopo il time out chiamato dall'allenatore del Footballate.
va a giocare sulla sinistra sul neo entrato Tortosa, palla quasi recuperata e ora Merli prova a salvare il pallone da una rimessa laterale, che però la palla era uscita, quindi sarà rimessa laterale per il Football 8. A battere sarà Del Genio, gioca su Ciocchetti, la pressione di Eusebi, non riesce però a portare un recupero, la recupera poi Natalucci, riesce anche a controllarla e a mandare in avanti Ricci, che prova a divincolarsi, non ci riesce e De Francesco la recupera, poi Ricci commette fallo, punizione per l'Italia. Punizione che a battere sarà De Francesco, chiede il pallone in avanti Masciangelo, palla che invece va sulla sinistra verso il numero 17 De Michele, invece la chiusura difensiva era Natalucci e Eusebi, Eusebi in avanti a cercare Ricci, va sulla sinistra verso Tortosa che alza la testa, palla che però non può servire nessun compagno, ora il lancio lungo di Ciocchetti, cercare Severini, troppo lungo e Ortame la mette giù senza difficoltà e fa ripartire il Football 8 con il numero 4 Albanesi. Ora arriva in campo De Michele che può ripartire, è chiuso da Natalucci, non commette fallo, però è recuperato comunque dal Football 8. Ora Brunetti che va indietro su Ortame, che rischia il pressing, ancora Ortame con un numero molto pericoloso, però riesce a lanciare lungo verso Albanesi. De Francesco e Calcaro fanno sfilare la palla sul fondo, poi De Francesco che va a rigiocare lunghissimo a cercare Masciangelo che va di testa, è stato anticipato comunque da Natalucci, poi Del Genio chiuso da Albanesi in rimessa laterale in avanti verso Masciangelo che prova a girarsi, viene messo giù, non c'è fallo per il direttore di gara ed Eusebi può far ripartire il Footballetto in contropiede giocando sulla testa verso Albanesi che riserva il pallone al numero 8 Eusebi sulla sinistra verso Tortosa che crossa al centro, palla che però è impossibile da raggiungere, può ripartire il numero 18 Del Genio che va a giocare su Severini, c'è l'ottimo recupero difensivo da parte di Tortosa a mettere la palla in calcio d'angolo salvando da una possibile occasione da gol dell'Italia. Ora Severini calcia fuori verso De Michele, va con il mancino al volo, palla però termina fuori. Ortame su Ricci, le due squadre stanno entrambe cercando il gol del vantaggio. Eusebi ci prova da lontano con la palla che però sfila sul fondo. Ora lunghissima la palla, colpo di testa, la sfera che rimane a Severini, Severini che riesce a servire sulla destra il suo compagno che alza la testa per crossare verso Masciangelo che è l'ultimo a toccare in rimessa dal fondo. Ortame su Tortosa, Tortosa rischia, recuperata da Masciangelo, ancora Severini, Severini va con il destro, il palo di Severini improvviso, questa conclusione da fermo che si infrange sul palo, secondo Legno colpito dal numero 22 dell'Italia. Ora Ortame che lancia lunghissimo verso Moretti che la mette giù di testa su Ricci, ora Eusebi, la palla troppo lunga per Albanesi, De Francesco lancia lunghissimo su Masciangelo che la mette giù, il cross al centro, il colpo di testa di Del Genio e palla che termina alta di pochissimo. Ora Ortame che velocemente prova a far ripartire Albanesi che non ha spazio però per girarsi, è costretto a tornare indietro su Natalucci che va su Ricci che prova a partire, è un 3 contro 2 possibile per il Footballetto. Ricci con il destro batte Calcaro e fa 4-3 per il Footballetto. Footballetto che si riporta avanti, risultato di 4-3.
Ora Severini che proverà subito il calcio da palla centrata, ma la palla che però è stata anche deviata in calcio d'angolo. Ora mancano circa 7 minuti più recupero al termine del match. L'Italia proverà il tutto per cercare di riagguantare un pareggio che era stato già agguantato. Il cross al centro verso Ciocchetti, ci mette la testa a Ricci, poi Eusebi sbaglia ma è rimasto a terra un giocatore colpito al volto, anzi no, Tortosa. Il è costretto a fermare il gioco, quindi si è salvato Eusebi con la svirgolata. Eusebi che andrà a giocare su Ricci, il possesso rimane del Footballette che lancia lungo su Moretti che prova una girata. Sarebbe stato il coronamento perfetto alla sua tripletta. Che giocata di Moretti, che coordinazione. Ora allunga la palla, Tortosa chiuso con un fallo di mano. Che occasione per Moretti, questa rovesciata dal lancio lungo di portare il suo bottino di reti odierne a 4 e totale in campionato a 12, tutto in 7 partite giocate. La palla ora è lunga verso Ricci, ci mette il piede il difensore dell'Italia, va a servire De Francesco che può ripartire andando a giocare su Masciangelo, ora sulla destra verso Severini che cerca il cross in direzione di De Michele che riesce a controllarla, a metterla al centro verso Masciangelo. Invece no, l'ultimo tocco è stato di un giocatore del Footballette, sarà quindi calcio d'angolo. Giocatori del Footballette che protestano chiedendo la rimessa dal fondo, che infatti è stata corretta la segnalazione dell'arbitro. E ora è rimessa dal fondo, lanciata lunghissima su Moretti che la mette giù, prova a girarsi, non ci riesce. Ciocchetti ancora chiuso dal rientro di Albanese, recupera la sfera da Eusebi che cerca la conclusione, ribattuta, palla che rimane lì nei piedi di De Francesco, pressing di Albanesi e di Moretti che però non riesce a far recuperare il pallone al Footballette. Rimessa laterale, battuta direttamente su Tortosa, quindi è recuperata dal Footballette con Ricci, poi si la vede soffiare. Ora Severini che prova a partire sulla testa, ancora Severini, il cross al centro di Severini, ci mette il piede Brunetti, ancora Eusebi su Albanesi, parte Natalucci sulla destra, il cross al centro a cercare Moretti, palla che era leggermente indietro, Moretti non può fare il miracolo, palla che termina alta. Calcaro su Ciocchetti, su De Francesco, 4 minuti più recupero circa al termine del match. De Francesco, la palla lunghissima a cercare De Michele che la mette giù, parte sulla sinistra, il cross al centro dove arriva la corrente Severini che prova il sinistro, ribattuto dalla difesa. Palla ancora su Severini, al limite dell'area di rigore Severini si divora il gol del possibile pareggio. Ortame lancia lunghissimo in direzione di Moretti che la colpisce di testa, però la serve a Ciocchetti. Ora il recupero di De Michele. De Michele prova a girarsi, non ci riesce, va in avanti, servendo il numero 19 Masciangelo. Palla ancora su Ciocchetti, Masciangelo va con il destro, Ortame, è facile per lui farla sua. Natalucci, Eusebi, palla su Albanesi, poi l'ultimo a toccare è Ciocchetti che la mette in rimessa laterale. Albanesi su Ricci, Ricci va all'indietro verso il suo compagno Natalucci, ancora Eusebi in avanti dove però non c'è nessuno se non Calcaro. Lancio molto complicato, poi Ricci la mette in rimessa laterale. Eusebi, palla lunghissima verso il numero 19 Masciangelo che prova a girarsi, rimessa laterale per l'Italia. Palla al centro a cercare il numero 17 di Michele, messa fuori dalla difesa in rimessa laterale.
è ancora Del Genio che prova a saltare Tortosa, non ci riesce, Tortosa può recuperare il pallone e può partire in contropiede, chiuso con un fallo. Arriva anche il giallo per De Francesco. Un minuto di recupero e poi sarà il triplice fischio, ci sarà solo il triplice fischio finale. Quindi pochissime sono le speranze per l'Italia di agguantare questo insperato pareggio. Palla lunga verso Moretti, qui gli hanno chiesto di tenere il pallone, ci riesce mettendo il fisico e partendo sulla sinistra, poi si porta fuori la sfera, rimessa laterale per l'Italia. In cerca della sua ultima occasione, palla lunga a cercare Severini, ci mette la testa a Ricci che la rimette in rimessa laterale, di cui si incaricherà la battuta del numero 20 di Ciocchetti che va a giocare su Del Genio. Ancora Del Genio, pressing di Albanesi, ma Del Genio riesce ad andare in avanti, dove però c'è solo Eusebi che cerca una conclusione insperata che termina fuori. Calcaro, De Francesco, potrebbe essere l'ultima occasione per l'Italia, la palla in avanti verso Severini, ci mette la testa a un difensore e va a servire Ricci, lascia lì il pallone ma comunque riesce a recuperarla. Ancora Ricci, prova a girarsi, è recuperato da Masciangelo, giù con un fallo, punizione per l'Italia. Dopo questo calcio di punizione arriverà molto probabilmente il triplice fischio dell'arbitro, sarà Severini a provare il destro direttamente verso la porta di Ortame, da una distanza comunque molto lontana, 3 uomini in barriera, si attende il fischio dell'arbitro, cioè quasi tutta l'Italia e tutto il Footballate nell'area di rigore. Parte Severini con il destro, la palla rasoterra, ribattuta e arriva anche il triplice fischio dell'arbitro. Il Footballate con un brivido batte l'Italia per 4-3.